Il sovraindebitamento e i suoi aspetti sociali, economici e giuridici è stato il tema del convegno avvenuto nella sala chiaramontana del seminario di Agrigento, che ha visto come relatori rappresentanti della Caritas, della Pastorale del Lavoro, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed un esponente della sezione civile del Tribunale di Agrigento. Un dibattito avente ad oggetto i sovraindebitamenti nei centri di ascolto, la nuova povertà nelle famiglie, la sostenibilità del consumatore, nonché la spiegazione dell'accesso e del funzionamento della legge 3 del 2012. Oggi l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Agrigento è lieto di annunciare alla cittadinanza l'avvenuta costituzione dell'organismo di composizione della crisi, OCC. Qual è l'importanza di questo evento? Abbiamo costituito noi dottori commercialisti sempre molto sensibili alle problematiche sociali, un organismo per dare la possibilità ai sovraindebitati di accostarsi al nostro organismo e da lì poter usufruire delle procedure di sovraindebitamento. Che cos'è la legge del sovraindebitamento? È una legge che consente, se ci sono i requisiti, di poter ripristinare in maniera con delle falcidie o con delle dilazioni la propria posizione debitoria e riprendere una vita normale nell'insegna di una rinnovata dignità come cittadino e come persona. Cosa deve fare un sovraindebitato per poter ottenere l'ausilio? Occorre principalmente rivolgersi alla segreteria dell'OCC, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Agrigento, e chiedere di essere ascoltato attraverso un comitato di colleghi che fanno parte dell'OCC che sono volontari per l'audizione, cioè per incontrare come primo step, che non è procedura ancora, il sovraindebitato e che compilerà un questionario che noi abbiamo positivamente preparato e che è messo nel sito dell'ordine e che può essere, come si suol dire, scaricato prima dell'incontro e compilato. Una volta raccolto il questionario e le informazioni necessarie, in separata sede con un gruppo di valutazione sarà fatta la valutazione della percorribilità o meno della procedura. Dopo di ciò sarà fatto un piano del consumatore, il cui piano del consumatore sarà presentato in tribunale per l'omologa. Dopo di ciò, dopo che l'omologa è stata ottenuta, il referente insieme al gestore seguiranno tutto il percorso fino a quando il sovraindebitato esce fuori da questa situazione e si rimette nel tessuto produttivo del territorio.